Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo da Bassano della Grappa perché si sta discutendo ancora molto sull'area di San Lazzaro che è a rischio cementificazione. I cittadini sono sul sentiero di guerra. Nel comune di Bassano c'è la conferenza dei servizi oggi alla presenza delle 3 aziende interessate al progetto. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani. Buongiorno da Bassano, ci troviamo all'interno del comune dove è in corso la conferenza dei servizi con la prima delle 3 aziende interessate al progetto di San Lazzaro, questa costruzione di edifici logistici nell'ultima area verde rimasta a Bassano che interesserebbe poi anche la campagna di Rivabianca, una conferenza a cui assistono come spettatori, poi però insomma ci faranno sapere sia gli esiti sia anche qual è il loro punto di vista, i cittadini di questa zona che si sono riuniti nell'associazione Aria. Con noi c'è anche Manuela Mocellin che fa un po' da portavoce per questi cittadini. Ecco, riparte l'iter, è grande la preoccupazione da parte vostra? Sì, riparte oggi l'iter che si è interrotto dopo che le aziende hanno ritirato i progetti presentati in prima istanza. Siamo curiosi di vedere se le criticità che gli enti stessi avevano evidenziato sono state superate oppure no. Da quanto abbiamo visto noi i progetti sono rimasti sostanzialmente immutati, permane la criticità nel traffico, soprattutto via Cartigliana, strada Cartigliana sarà ipoteticamente potrebbe essere oberata di una grande quantità aggiuntiva di veicoli, sia automezzi che mezzi pesanti, che andrebbe ad aggravare una situazione che è già molto critica e rende impossibile transitare a pedoni e biciclette. Poi c'è tutto il discorso ambientale dell'inquinamento e senza considerare la distruzione di un paesaggio che non è solo un ambiente naturale ma è anche storia e paesaggio vissuto da cittadini che lì abitano. Ecco, se voi fate un giro in questa zona insomma di Bassano vedete che è davvero tutta una lenzuolata con i cittadini che hanno espresso proprio anche in modo visivo qual è il loro punto di vista. Quest'area dovete assolutamente lasciarcela perché in ballo c'è molto di più della costruzione di edifici della logistica, in ballo c'è il futuro. Che tipo di città vuole diventare Bassano? Questo state chiedendo alle istituzioni? Sì, noi riteniamo che Bassano abbia una vocazione turistica e ambientale, tanto che ci sono delle progettualità in corso con le IPA e l'area urbana. Ci chiediamo come possa la porta della città ospitare un hub industriale e logistico, se questo è il futuro che vogliamo per la città. Noi chiediamo che prima gli enti e poi l'amministrazione comunale rifletta bene su che veste vuole dare a Bassano, perché crediamo che Bassano sia un gioiello da preservare per la sua storia e la sua natura. E certamente le imprese sono importanti, però non può esserci una crescita continua senza freno. Bisogna ragionare su che tipo di crescita ci deve essere e in che modo il territorio la può assorbire. Ecco, allora vi do la scaletta velocemente in chiusura. Nel pomeriggio la seconda azienda, poi il 4 aprile l'ultima delle 3 aziende. Ovviamente noi continueremo a seguire la conferenza dei servizi, quindi ringraziamo Manuela Mocellin e l'associazione Aria e vi ringrazio anche Alessandro Costacurta per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e ai suoi ospiti. Intanto in redazione è arrivata una pioggia di messaggi contro i capannoni. San Lazzaro deve restare campagna. È questo in estrema sintesi quel che i bassanesi hanno risposto alla nostra domanda su quale debba essere il futuro dell'area compresa fra via Cartigliana, Rivabianca e Rambolina. Il 92% delle risposte fa pendere l'ago della bilancia decisamente per il mantenimento della destinazione agricola, mentre il resto difende in modo molto netto il progetto dei privati di un nuovo insediamento produttivo e logistico. Su questo fronte è ritenuta fondamentale la ricaduta occupazionale come i benefici per il quartiere. Fra quanti invece si sono schierati per il no ai capannoni, c'è chi ricorda che la campagna non è un vuoto da riempire di cemento mirando al profitto, come dice un telespettatore che racconta di essere cresciuto proprio in un ambito rurale e di aver visto quanti sacrifici ha fatto la sua famiglia per tirare avanti.
C'è poi chi sottolinea come il consumo di suolo in Veneto sia già abbastanza importante e come non ci si possa permettere di perdere neanche un altro metro quadrato di campagna. Qualcun altro ribadisce che di capannoni sfitti e vuoti ce ne sono già tanti in Pedemontana. Poi c'è chi dice San Lazzaro ha già dato abbastanza. Insomma, il tema fa discutere, sono tante le voci che si sono levate sulla vicenda, come quelle dei quartieri o delle associazioni di categoria, per non parlare degli ambientalisti o dei residenti. Tutti chiedono una cosa sola, di essere ascoltati. Servizio Ferdinando Garavello, avete sentito pro e contro sulla questione San Lazzaro, ma andiamo subito in diretta da Filippo Fois in Consiglio regionale a Venezia, perché oggi si è votato sull'affaire Joe Formaggio, accusato di molestie da parte di una consigliera leghista. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo proprio di fronte all'ingresso del Consiglio regionale, dove si è appena svolta la seduta a porte chiuse, che ha deciso per una sospensione di 5 giorni per il consigliere Joe Formaggio, che era stato accusato di molestie dalla consigliera della Lega Milena Cecchetto. Noi siamo in compagnia di Roberto Valente, che è il segretario generale della Regione Veneto, il quale ringraziamo innanzitutto della sua disponibilità. Valente, lei è uno dei pochi che era dentro e che è deputato anche a parlare di quello che è successo. Le chiedo che seduta è stata. Ma è stata una seduta molto tranquilla, anche se diciamo era una seduta inusuale, perché era dal 1994 che non si faceva una seduta segreta. La volta scorsa era stata fatta semplicemente per esprimere un parere per i direttori generali delle USL che venivano nominati. In questo caso invece si doveva discutere della censura, quindi doppiamente si trattava di una prima volta per una censura, ma anche una prima volta, se non prima volta di questa legislatura, di una seduta segreta. Quindi chiaramente c'era anche un po' di, posso dire, un po' di ansia, un po' di emozione. Ecco, vorrei dire emozione, ho letto un po' nei visi di tutti quelli che sono stati presenti. Ricordiamo che il dottor Valente, assieme al presidente dell'Assemblea regionale Roberto Ciambetti, è l'unico tra l'altro deputato a parlare di questo, di quanto è accaduto dentro l'Aula. Io le chiedo perché la decisione di una seduta segreta per questo fatto. Allora, la seduta segreta è prevista dal regolamento quando si trattano di persone e quindi è una forma di tutela per tutelare le persone interessate dall'essere, diciamo, esposte a commenti, a considerazioni che possono essere poi riportate sui giornali. Certo. Non c'è neanche il verbale, se non erro, di queste sedute. C'è un verbale, sì, il verbale c'è, non c'è un resoconto stenografico che praticamente registra gli interventi. C'è soltanto un verbale che dice i presenti, chi sono intervenuti e poi l'esito della votazione. E anche la votazione avviene vecchia maniera, vale a dire con delle schede, non più per voto elettronico. Certo, perché se noi avessimo dovuto usare il voto elettronico, gli informatici dovevano essere presenti o comunque assistere alla votazione, e quindi si è proceduto con la vecchia scheda, diciamo, nell'urna. Alla fine la maggioranza è stata molto ampia per la censura. Sì, un paio di astensioni. Credo. Sì, il Presidente ha detto erano 46 presenti, 41 favorevoli, 2 bianche, 2 astenute e una nulla. Ecco, 5 giorni di sospensione significa che sia per quello che riguardano i lavori in Consiglio regionale che per le commissioni Joe Formaggio non potrà partecipare. Sì, non potrà partecipare, ecco. Quindi dalla prossima settimana lui potrà chiaramente ritornare in Consiglio regionale e prendere parte ai lavori. Un provvedimento più severo che poteva essere adottato? Sì, nel senso che non c'era. Non è capitato, visto prima citato. No, nessuno era mai stato sospeso per 5 No, mai, non era mai successo. Grazie dottor Valente, grazie della sua disponibilità. Per ora direi che dal Consiglio regionale è tutto, io restituirei la linea allo studio. Grazie molte a Filippo Fois. Intanto Joe Formaggio ha fatto sapere che potrebbe sporgere una querela per diffamazione nei confronti della consigliera della Lega Milena Cecchetto. Torniamo alla cronaca. Paura ieri sera in zona Bassanello
A Padova, in un condominio, è crollato il pavimento di un garage. Vediamo. Un momento prima l'auto era parcheggiata nel garage, qualche minuto dopo era sprofondata in una voragine. La sorpresa mischiata alla preoccupazione per il residente del condominio di via Cardinal Bessarione a Padova, quando ieri sera, dopo essere rientrato a casa, è tornato nel box per recuperare delle cose e ha trovato la sua auto inghiottita da un grande buco che si era formato nel pavimento. Il cedimento del garage e le vistose crepe rilevate dai vigili del fuoco negli altri box auto ha fatto immediatamente dichiarare l'inagibilità dello stabile, così le 12 famiglie residenti hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa in altri alloggi messi a disposizione. Il rischio concreto è che il terreno sottostante lo stabile sia sprofondato e che quindi anche le fondamenta siano a rischio. I vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno cercando di capire le cause della voragine, esclusa quella che in un primo momento sembrava essere l'ipotesi più probabile, ovvero un'infiltrazione d'acqua del vicino fiume Bacchiglione. Potrebbe invece trattarsi di un abbassamento della falda sottostante dovuto alla siccità. E ci colleghiamo in diretta con Federico Fusetti, che è lì sul posto. A te, Federico. Sì, buongiorno, eccoci collegati da via Cardinale Bessarione. Siamo nella zona di Ponte Quattro Martiri a Padova. Per la precisione chiedo a Federico Cibotto di mostrarvi che siamo proprio a ridosso dell'argine dello scaricatore, quindi proprio vicino al fiume. E cosa è successo? È successo che questo condominio alle mie spalle da ieri sera è stato evacuato, quindi le 12 famiglie che abitano qui sono state costrette a cercare ospitalità altrove da familiari o in albergo, perché si è verificata una sorta di cedimento. Tutto è partito da uno dei garage, perché uno dei residenti era salito per un attimo in casa a portare degli attrezzi, poi è tornato giù e ha trovato il garage inondato d'acqua, perché il pavimento in pratica ha ceduto e anche la sua auto, che era parcheggiata all'interno, si è trovata in pratica sott'acqua. Ecco, quello lì, il secondo dei garage, è quello in cui c'è stato questo cedimento. Ovviamente immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato tutto il condominio. Questa mattina, noi siamo qui da questa mattina presto, alcuni residenti sono arrivati cercando un po' di avere novità in particolare non ce ne sono, perché i vigili del fuoco per il momento non hanno ancora effettuato il sopralluogo. Le famiglie devono rimanere fuori dallo stabile e, se hanno necessità di entrare per recuperare degli oggetti, arriveranno diciamo in compagnia dei vigili del fuoco. Ma sentiamo qualche voce dei residenti che abbiamo incontrato qui questa mattina. La situazione è che stiamo aspettando delle verifiche e basta, ecco quello discorso. Ma vi fanno entrare o no? No, per adesso no. Neanche per recuperare qualcosa? Sì, Quindi in giornata dovrebbero venire i pompieri e vi accompagnano dentro? penso quello che stiamo aspettando, il messaggio dall'amministratore. È arrabbiato, preoccupato? No, per niente, roba che può succedere. Mio figlio abita qua davanti, insomma, un po' di preoccupazione ce l'hai, insomma. Non c'era mai stato nessun segnale? Ma io sono 40 anni che abito dietro, 2 condomini dietro. Mai successo niente, delle robe strane in questa maniera qua, insomma. Speriamo non sia bloccato a sto garage solamente. Sì, che non sia una cosa che poi si estende ad altri condomini. Tantissimo preoccupato. Papà, io abito a fianco, ha detto. Sono tantissimo preoccupato. Non so, ieri sera sono andato via perché sono andato a dormire da mio figlio al Bignasero e praticamente sono venuto stamattina per avere notizie, ma intanto non si può entrare e niente. Ma nessun segnale c'era stato? Praticamente quel signore lì, il proprietario, è sceso giù così per una necessità e si è trovato la macchina sott'acqua, nel buco, che probabilmente è stato fatto dall'acqua, ma chi lo sa. Siete un po' preoccupati? Sì, più che altro è che ieri ci hanno fatto l'inchiesta, avete avuto segni in casa, crepe, cose, mai avuto niente, le porte si chiudono, grattano, eccetera. No, noi abbiamo risposto praticamente no, nessun segno. Vorrebbe entrare per prendere qualcosa? Sì, avere le medicine, una medicina della moglie, no, vanno in farmacia, mi conoscono, ce la danno.
Per il resto, no, il resto niente, non mi farò la barba, quindi. Da mio figlio gli fregherò il rasoio. Ecco, avete sentito qualcuno, per fortuna, ha anche la forza di scherzare un po' su quello che è accaduto, insomma c'è la speranza ovviamente da parte dei residenti di poter rientrare quanto prima. Uno dei residenti, una signora che abita qui con qualche problema di deambulazione, è stata accompagnata dai sanitari del SUEM all'esterno, insomma è stato l'unico piccolo problema che c'è stato, quindi ovviamente tutti i condomini stanno bene. Attendiamo adesso ulteriori informazioni durante la giornata. È uno stabile privato, però c'è l'interessamento anche da parte del comune, è venuto il sindaco qui a fare un sopralluogo e insomma comunque l'amministrazione sta seguendo le varie fasi insieme all'amministratore del condominio che sta gestendo un po' anche le richieste dei vari condomini. Veramente una cosa molto particolare. Anche i residenti dei condomini vicini a questo sono ovviamente preoccupati, insomma si attendono ulteriori evoluzioni dell'accaduto. Per il momento quindi restituirei la linea allo studio. Grazie molte, grazie Federico. A proposito di acqua, finalmente una giornata di pioggia, però purtroppo la situazione rimane critica per quanto riguarda la siccità. Anche nei prossimi giorni non sono previste altre precipitazioni, quindi bisognerà arrivare, ha detto il Presidente Zaia, a ordinanze di razionamento dell'acqua che prenderanno anche i sindaci. Il Codacons se ne lamenta e se la prende con tutti per via della dispersione idrica. Sentiamo il servizio. Emergenza idrica in Veneto colpisce duramente anche i colli iberici, in particolare la zona a sud, un'area storicamente alimentata da risorgive da piogge frequenti e copiose, ma che negli ultimi anni soffre particolarmente la carenza d'acqua. Qui siamo a Sossano. Il fiume Liona praticamente è un fiume che è alimentato da risorgive, ma se lei ben vede, ma credo anche i nostri telespettatori vedano, non ce n'è assolutamente niente o pochissima. Non scorre, è lì fermo perché abbiamo il 70% di meno dell'acqua dell'anno scorso in questo periodo. Non va meglio più a sud al confine con l'Onigo. Qui lo scorso anno i comuni attraversati dal fiumicello Brendola sono stati costretti ad emettere ordinanze reiterate più volte di divieto di irrigazione dei terreni per motivi igienico-sanitari dovuti all'abbassamento del minimo vitale sufficiente per la fauna acquatica. Questo è un posto strategico dove praticamente l'acqua arriva dal fiumicello Brendola e qua c'è una direzione dove verso sud parte lo scolo Fossiello che in questo momento è completamente asciutto e questo è un vettore, uno dei due vettori principali che porta acqua verso il Basso Vicentino e l'inizio della provincia di Verona. E l'altro è lo scolo appunto Bressana dove fa la parte di Alonte e arriva fino in località Spessa, quindi Alonte e Orgiano, per poi proseguire verso Asiliano Veneto. La situazione è tragica e problematica. Luca Zaia dopo l'appello sta ora valutando un'ordinanza antisprechi che garantisca gli usi civili dell'acqua, ma il problema è nazionale. Un apposito decreto del governo è atteso giovedì con Matteo Salvini, ministro alle infrastrutture, a coordinare un'apposita cabina di regia. Dopo i bacini di laminazione, ora servono i bacini di accumulo. È disarmante quello che è oggi il nostro ruolo, perché non riusciamo assolutamente a dare nessun tipo di risposta, anche se stiamo mettendo in atto tutte le nostre esperienze per fermarla con degli sbarramenti temporanei o tutto quello che serve perché l'acqua in qualche maniera non vada persa. Stiamo lavorando nel Vicentino sulla diga di Meda, una diga importante. Venerdì sera alle 8 mi hanno chiamato al Ministero e sembra che qualcosa si stia muovendo. Altre cose, come vi dicevo, i sbarramenti, siti d'acqua nella zona di Sovenceno, nella zona delle nostre priarie dove sono dentro acqua. Adesso vediamo cosa possiamo fare. E questo era il servizio di Daniele Garbin sulla siccità nel Basso Vicentino. Sentiamo adesso il Codacons in quest'altro servizio. Vediamo. Perché la denuncia? La denuncia è per verificare se quello che doveva essere stato fatto nella misura sufficiente e necessaria è stato fatto. Quindi sia come verifica del passato, ma anche, e direi forse soprattutto, come prevenzione a quello che potrebbe essere l'ingigantirsi del problema in futuro. Un esposto alla Corte dei Conti regionale per fare piena luce sulle responsabilità della crisi idrica, perché se da un lato è vero che cambiamenti climatici e Giove-pluvio non danno una mano, dall'altro è altrettanto innegabile come la dispersione dell'acqua sia una piaga imputabile per lo più all'uomo. Codacons quindi si rivolge al giudice contabile partendo dalle percentuali di acqua dispersa secondo gli ultimi dati diffusi da Istat nel 2020, con maglia
Nera Belluno 68%, 42 Venezia, circa 39 Rovigo, seguono Verona con il 35% di acqua sprecata, quasi 28 Padova, 26,7 Vicenza e Treviso. Per il Codacons il danno è a 360 gradi, anche turistico. Ripetere l'esperienza, torno a dire, del rifornimento idrico attraverso le botti per il Veneto sarebbe una cosa assolutamente, e per Venezia in particolare, una cosa assolutamente inaccettabile. Un danno d'immagine enorme, di credibilità, oltre che economico. Insomma, le autobotti potrebbero essere un pessimo biglietto da visita nelle località turistiche, dice sempre il Codacons, nel mirino dell'esposto la Regione, ma più in generale tutte quelle autorità che potevano e possono fare qualcosa, sia in termini di ordinanze che di interventi, compresi i sindaci. Chi più chi meno, a secondo delle loro specifiche responsabilità. Direi che così le amministrazioni, essendo un servizio, di solito abbiamo a che fare con aziende municipalizzate, quindi i comuni credo che siano i primi a dover essere in qualche maniera stimolati, coinvolti e sgridati eventualmente. Ma i comuni in questa fase stanno per emettere ordinanze sul razionamento dell'acqua. Sentiamo cosa dicono i vicentini. Se finisce l'acqua non finiamo di vivere noi. Il razionamento può essere una buona decisione, però bisogna formare, cioè informare la gente di come si fa a risparmiare acqua, perché spesso lasciamo i rubinetti aperti senza che ci sia bisogno. Si fa la doccia invece che il bagno, si fanno piccole cose così e dopo, se è necessario, bisogna ridurre anche i lavaggi delle lavatrici, quelle cose lì, e cercare di farle andare almeno piene, insomma, che siano. Dopo vediamo, perché pare che sia piuttosto serio il problema che stanno. È abbastanza preoccupante, indubbiamente. Cioè, è da un anno di fatto, è dalla primavera dell'anno scorso che piove, è piovuto molto poco, per cui sì, c'è da stare attenti. Sembra giustissimo, francamente, cioè ci sono tanti sprechi inutili che possono essere limitati. Spero proprio che non si arrivi, comunque se è necessario c'è poco da fare, non comandiamo. E io la lavastoviglie la faccio quando è completamente piena, non quando è a metà, e la lavatrice lo stesso. È anche colpa nostra, perché noi ne sprechiamo tante in certi momenti e quindi potremmo anche far razionarla, insomma, ecco. Quello che possiamo fare nel nostro piccolo è limitare nell'uso quotidiano, quindi dal lavaggio dei denti, delle mani, della doccia, invece che farla lunga una vita, limitarsi così. Poi ovviamente sì, c'è bisogno in questo momento. Sarà un'estate con pochi bagni in piscina. Io non l'ho mai apprezzata più di tanto, per cui non è un problema per me, ma insomma sì, qualcosa dobbiamo fare tutti. Interviste di Sharon Di Carlo, ci sono state spaccate sulle auto sempre a Vicenza, al quartiere Laghetto, in zona San Bortolo, e anche in città è stato rintracciato ed espulso dalla questura un 45enne tunisino. Era ricercato da settimane, sospettato di essere l'autore delle spaccate ai finestrini delle automobili parcheggiate nel quartiere Laghetto, in zona San Bortolo e in altre zone della città. Da mesi l'uomo agiva di notte e, dopo aver infranto il vetro delle auto in sosta, prelevava tutto quello che reperiva all'interno dell'abitacolo. Ieri, dopo che le volanti lo avevano fermato in città, gli agenti dell'ufficio immigrazione lo hanno scortato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Si tratta di un 45enne di nazionalità tunisina, noto alle forze dell'ordine, con a carico precedenti per furti, ricettazione, possesso di chiavi e grimaldelli e con alle spalle un passato di minacce e atti persecutori nei confronti della ex, per i quali aveva scontato una pena detentiva in carcere. Verrà prossimamente imbarcato su un volo aereo per il paese d'origine. Ieri, ad allertare gli agenti, una donna a Campomarzo che lo ha notato in sella alla bici che le era stata rubata poco prima. E adesso ci colleghiamo con Carlo Alberto Inghilleri in compagnia del questore di Vicenza. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al questore di Vicenza, il dottor Paolo Sartori, che è qui. Ci troviamo nel suo ufficio per commentare questa operazione che ha riguardato un ladro seriale, un clandestino che
ha compiuto diverse spaccate di automobili finché non è stato bloccato dalla polizia. Sì, si tratta di una persona che di per sé era già conosciuta alle forze dell'ordine e che soprattutto l'importanza di questa attività è che questa persona aveva messo a repentaglio la tranquillità della cittadinanza di Vicenza compiendo più furti in varie zone della città a bordo di autovetture. Bisogna anche tener conto che già nel suo passato aveva commesso parecchi reati ed era stato diverse volte in carcere. Ecco, ricordiamo che aveva colpito in particolare nel quartiere di Laghetto, nelle ore notturne anche a San Bortolo più volte aveva compiuto delle spaccate, quindi insomma c'era un allarme nei quartieri proprio per la paura di essere colpiti da questo ladro seriale. Lo avete fermato, adesso lo espellete, però lui in realtà aveva già dei precedenti. Sì, aveva già precedenti, tra l'altro è da ritenere che non fosse solo, quindi non è diciamo che il fatto di averlo fermato, di averlo espulso sicuramente inciderà in maniera significativa sulla futura tranquillità, sulla tranquillità di questi quartieri. Riteniamo che abbia avuto altri complici, quindi stiamo lavorando anche per identificare gli altri e far sì che questa gravissima e fastidiosa serie di reati venga interrotta. Aveva già ricevuto tra l'altro un foglio di via da Vicenza per 3 anni, proprio da lei. Sì, è proprio per questo motivo il fatto che lui abbia violato il foglio di via mi ha fatto ritenere che fosse importante trasferirlo in questo centro di permanenza per i rimpatri al fine di scortarlo nel paese di origine. Certo, io ringrazio il signor Questore, il dottor Paolo Sartori, e restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo, grazie al dottor Paolo Sartori. Vediamo un breve video del Corriere del Veneto in cui si vede un uomo nudo, completamente nudo, che gira per Verona. È un video molto breve, qualcuno lo ha ripreso, lo vedete, gira tranquillamente sotto la pioggia. Un signore che si trovava su un mezzo pubblico lo ha visto, con totale nonchalance, come mamma lo ha fatto, procedeva. Non sappiamo che tipo di reazioni ci siano state, siamo abituati ormai, siamo rotti a tutte le esperienze e sappiamo cosa sta succedendo sul fronte dell'immigrazione anche per quanto riguarda il degrado nelle città, ma il governo Meloni ha preso provvedimenti contro gli scafisti, una guerra feroce agli scafisti, così ha detto anche ieri il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ma anche dei provvedimenti per consentire a diverse migliaia di migranti di entrare in Italia regolarmente e di andare a lavorare nelle imprese. Sentiamo cosa ci ha detto ieri il presidente di Unioncamere, Mario Pozza. C'è bisogno dell'ingegnere, ma c'è bisogno del cameriere, c'è bisogno del magazziniere, c'è bisogno di tutto. Dal turismo alla ristorazione al manifatturiero, italiani non se ne trovano, servono lavoratori stranieri al sistema delle imprese venete, circa 150.000 in regione, 20.000 in provincia di Treviso. Servono nuovi ingressi, però ingressi abbiamo visto adesso il decreto flussi e sembra che lo vogliono raddoppiare, ci sarà un click day che io non condivido perché abbiamo visto che le esperienze di click day sono negative, perché anche il paese non è strutturato per il click day, che quindi purtroppo non sarà accessibile a tutti perché bisogna rivedere. Al sistema veneto non piace il click day del 27 marzo e le imprese lanciano un appello perché guardare all'estero per reperire i lavoratori che servono è una necessità inderogabile. Bisogna rivedere, bisogna vedere magari di ricercare professionalità se si trovano oppure di prepararli. O in quei paesi o quando arrivano qua gli fai un corso accelerato, tra virgolette. La formazione nelle imprese come nelle scuole è pronta. Meccanici non se ne trovano, carrozzieri sempre meno, lo stesso. Cioè se io vi faccio l'elenco, basta andare nelle scuole professionali. Le scuole professionali, la media sono del 63% sono ragazzi non italiani, il resto sono italiani. Di questi c'è carenza di tantissimi mestieri, noi rischiamo di perdere tantissime professionalità. Questo è un grido d'allarme che veramente deve essere capito dalla politica. Bisogna gestire in maniera diversa, molto più rapida, meno burocrazia e un sistema a rete che possa coprire dalla formazione alla collocazione del personale. E ieri sera ne abbiamo parlato a Focus dei migranti, come spesso accade, ne parliamo da anni, adesso ne parlano tutti perché c'è stato un naufragio davanti
a Cutro. Vediamo cosa ha detto ieri sera, tra gli altri, uno degli ospiti, l'avvocato Fabio Crea. Che viene utilizzato sicuramente dai russi per una gestione di controllo geopolitico su quel territorio, e sarebbe allarmante se fosse confermato questa notizia della fonte dei servizi segreti. Sarebbe molto allarmante, perché ovviamente andrebbe a decuplicare quella che è la potenzialità e la pericolosità dell'immigrazione già in mano ai pericolosi scafisti. È così. E ovviamente in tutte le televisioni se ne parla a 360 gradi, sono anni però che ieri sera a Focus l'avvocato Crea si riferiva alle accuse del ministro degli esteri Tajani e anche del ministro della difesa Crosetto riguardo alla presenza in Libia, soprattutto in Cirenaica, di uomini della Wagner, cioè un gruppo filorusso dei miliziani che farebbero apposta a mandarci un maggior numero di migranti proprio per destabilizzare la situazione. Su questo ovviamente c'è uno scontro politico in atto. La nostra Tele4 a Trieste sta seguendo molto puntualmente quanto accade sulla riapertura dell'inchiesta su una bomber che è ripartita grazie alle dichiarazioni di un giornalista, il giornalista Maisano, che ha detto ci sono questi reperti, 10 reperti, e li si può recuperare e si possono utilizzare nuove tecniche per trovare in quello che è stato trovato negli ordigni inesplosi, per trovare il DNA e quindi risalire al responsabile. Sentiamo il servizio di Laura Bucarella. Dopodiché, se la procura riterrà opportuno, se gli avvocati degli indagati riterranno opportuno che io dia il mio DNA, fornisca il mio DNA a prova del fatto che all'interno del reperto il mio DNA non c'è, io sono qui, venite, insomma, fate quello che dovete fare. Così Marco Maisano ieri sera a Tele4, il giornalista che grazie alla sua inchiesta ha fatto riaprire il caso Una Bomber insieme a 2 delle vittime degli attentati, Greta Momesso e Francesca Girardi. Quest'ultima, che all'epoca dei fatti aveva solo 9 anni, ieri sera ha ribadito come... Per me è importante in quanto persona offesa, però è importante per tutti, perché appunto questa persona potenzialmente potrebbe essere ancora all'interno della nostra società a vivere e fare la sua vita. La disponibilità ad un prelievo di DNA del giornalista, che ha potuto esaminare i 10 reperti d'indagine per i quali ieri è stata disposta la perizia da parte del GIP, arriva a seguito della richiesta dell'avvocatessa triestina Alessandra Devetag, che difende 6 degli 11 indagati nel nuovo processo volto a identificare il bombarolo che terrorizzò il nord-est italiano. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. E il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta. Quanto però al rischio di manipolazione dei reperti in un'inchiesta già segnata dai fatti relativi al celebre Lamierino, di cui si sostenne fu pregiudicata l'integrità dal perito balistico Ezio Zernar nel precedente processo, Maisano sgombera subito il campo da dubbi anche su una possibile manipolazione incolpevole da parte di chi quei reperti li ha effettivamente visionati. Se c'è stata una manipolazione volontaria da parte dei giornalisti, cioè mia, direi di no, perché non ho motivo di manipolare. Assolutamente, ma c'è stata la possibilità, questo si direi chiede. Assolutamente di no, perché chiariamolo, perché è bene, perché si è già sentita insomma questa voce anche da parte di... Insomma, è un'assoluta fesseria, perché i reperti erano custoditi all'interno di buste, diciamo, adatte a questo scopo di plastica, al cui interno c'era una custodia rigida, in questo caso di plastica, al cui interno immagino ci fosse il reperto, ma evidentemente io non l'ho aperto, quindi non posso dire sicuramente lì dentro c'è il reperto. Ecco, io il reperto non l'ho visto, ho visto semplicemente una busta, ripeto, al cui interno c'era una custodia di plastica rigida e con sopra scritto reperto, numero, capello, pelo, eccetera, eccetera. Quindi insomma non vedo in che modo possa essere stato manipolato o contaminato il reperto.
E insomma, Maisano ha detto, avete sentito, sono pronto a fornire il mio DNA se la procura lo riterrà necessario, perché spiegava in questo servizio che ha ritrovato questi reperti ma che non ha aperto questa busta, per cui a suo giudizio non possono essere stati in qualche modo manipolati. Diceva ieri Fabio Crea qui in studio che dipende anche un po' dalla conservazione di questi reperti, se sono stati conservati, se si sono conservati bene, possono essere utili, altrimenti è difficile risalire sarebbe difficile risalire al DNA. Francesco, cosa avevamo adesso? Ah sì, vediamo sempre su una bomber un servizio che ricostruisce la vicenda dell'inchiesta riaperta con le perizie sull'incarico affidato ai periti. Vediamo. 2 periti a caccia del DNA di una bomber. Il GIP del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, in incidente probatorio, ha assegnato agli esperti della Procura l'incarico di esaminare le 10 prove repertate del caso che calamita l'attenzione del nord-est italiano sin dagli anni 90. 11 le persone iscritte al registro degli indagati. Il comandante dei RIS di Parma, colonnello Gianpietro Lago, e l'antropologa molecolare forense dell'Università di Firenze, Elena Pilli, sono i periti che hanno ricevuto l'incarico. Io e la professoressa Pilli abbiamo ricevuto un incarico per delle diagnosi, per accertamenti genetici su dei reperti che ovviamente riguardano diversi casi della vicenda che conoscete. Insomma, noi applicheremo tutte le tecnologie di ultima generazione, ma insomma si vedrà. I 10 reperti che verranno passati al setaccio sono stati tutti catalogati tra il 2000 e il 2007. Dalla lista vengono esclusi gli ordigni degli anni 90 per avvenuta prescrizione. Saliva rinvenuta sul nastro adesivo usato per assemblare un ordigno fatto con un guscio d'uovo riempito di esplosivo, o anche i peli trovati dentro un tubo zincato all'interno del quale era stata inserita una barra filettata con incisioni per collocare i fili d'innesco. Questi alcuni dei reperti dai quali i periti cercheranno di capire se è possibile estrarre del DNA certo. In garanzia il fatto che i reperti siano stati conservati senza contaminazioni dopo la clamorosa manipolazione del lamierino nel procedimento contro l'ingegnere Elvo Zornitta, arriva la rassicurazione del procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. I reperti non sono stati toccati da nessuno. Il giornalista poi ha toccato soltanto l'involucro esterno. I reperti sono assolutamente garantiti. I reati ancora perseguibili perché non andati in prescrizione sono 4. La bomba del 2003 in tribunale a Pordenone, l'ordigno nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese di Portogruaro nel 2004, la bomba sotto il sellino della bicicletta del luglio 2005 e la trappola esplosiva ritrovata a Zoppola nel 2007. La prossima udienza è fissata per il 9 ottobre. Anche gli avvocati che rappresentano gli indagati hanno indicato i loro consulenti. È normale aver indicato un proprio consulente di parte per verificare il percorso che viene fatto, ma con assoluta serenità e senza che ci siano ragioni di conflittualità, perché non c'è nessun motivo perché ci siano ragioni di conflittualità. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. Il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta, quindi ha fissato, i periti poi hanno fissato l'inizio operazioni il prossimo 28 marzo, hanno preso 90 giorni per redigere la perizia, pertanto è stata fissata nuova udienza ad ottobre. Avete visto l'avvocato Maurizio Paniz che ha salvato il suo assistito all'epoca, Elvo Zornitta, dimostrando che qualcuno, alterando un lamierino preso da uno degli ordigni, aveva tentato di incastrarlo ed era stato un funzionario di polizia che poi è stato successivamente processato e condannato. Francesca Girardi era una bambina quando sul Greto del Piave a Fagarè raccolse un evidenziatore che le esplose tra le mani procurandole gravi ferite. Ieri era a Trieste, l'abbiamo intervistata. Sarei molto contenta di ricevere, sapere anche solamente il nominativo, però mi sembrerebbe giusto arrivare appunto a una condanna, perché quello che è stato fatto non può essere dimenticato.
Francesca Girardi, oggi 28enne, aveva 9 anni quando le esplose tra le mani l'evidenziatore giallo raccolto sul greto del Piave il 25 aprile 2003, facendole perdere una mano e un occhio. La vittima di una bomber vuole conoscere il volto dell'attentatore, dargli un nome e un cognome e ovviamente trovare giustizia. L'attentato è successo a me e le altre vittime, però il terrore era proprio il fatto che potesse succedere a chiunque. Chiunque poteva essere una potenziale vittima raccogliendo una cosa per strada oppure andando al supermercato. E si tratta proprio, cioè per me è importante in quanto persona offesa, però è importante per tutti, perché appunto questa persona potenzialmente potrebbe essere ancora all'interno della nostra società, vivere e fare la sua vita. Francesca si trovava sul Piave a Fagarè quando notò l'evidenziatore a terra spuntato dal nulla. Insieme a un amichetto, l'allora bambina, dopo una gara ingaggiata col compagno di giochi, si era guadagnata la possibilità di ricevere in premio il misterioso evidenziatore dal colore sgargiante. Impossibile per due bambini pensare a un pericolo in quel frangente. Francesca aveva raccolto l'evidenziatore, quindi alzato il cappuccio, poi l'esplosione. A me sembra ieri quello che è successo e per fortuna direi, perché appunto è un po' anche quello che mi spinge, che mi dà la carica di continuare a combattere e ad andare avanti. Le indagini su una bomber si sono riaperte dopo 13 anni di silenzio. Francesca Girardi ha dovuto stringere i denti, convivere con le sue ferite e riesce a vivere come una qualsiasi 28enne dovrebbe, tra passioni, desideri e obiettivi, ma con uno scopo in più, quello di conoscere la verità, il perché di quello che le è successo 20 anni fa. Sono molto contenta di essere qui e di essere arrivata a un obiettivo raggiunto, che è quello della riapertura delle indagini, perché sono passati molti anni e non era scontato che si arrivasse appunto a questo traguardo, e sono molto felice di poter essere qua a combattere a testa alta per questo. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione triestina. In regia questa mattina Francesco Ceron e Alberto Pivetta. Andiamo avanti con la cronaca. Si sono svolti i funerali della giovane Barbara Brotto, 17 anni, che è morta insieme ad un'amica in un tragico incidente a Gorgo al Monticano. Alla messa c'erano quasi 1000 persone e dall'altare è stata letta una lettera che Barbara aveva scritto alla mamma soltanto 3 mesi fa. Ti voglio chiedere scusa se non ti ho dato molte soddisfazioni. So che volevi altro e so anche di non essere la figlia perfetta, ma cerco ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, secondo di mostrarti il meglio di me. L'ultima lettera di Barbara a mamma Gabriella, la 17enne, l'aveva scritta a novembre, pochi mesi prima di quella tragedia che ha sconvolto tutti. Con una rosa in mano, le sue compagne di classe l'hanno accolta e voluta accompagnare verso l'altare del Duomo, rimanendole sempre vicino. Il Duomo di Oderzo fatica a contenere le tantissime persone arrivate per l'addio. A celebrare la messa il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. Tra le tante persone presenti c'erano anche i genitori dell'amica del cuore, Eralda Spaillari, morta con lei nello schianto. A riecheggiare ancora quella lettera straziante di una figlia verso la mamma. Io voglio che un giorno tu possa essere la nonna migliore di questo mondo. Vorrei che tu ci fossi al mio matrimonio, quando realizzerò il mio sogno. Mamma come te merita solo giorni di felicità. Sei tutto il mio cuore, tua figlia. Con un groppo in gola anche le compagne di classe dell'Istituto Obici hanno voluto ricordarla. Cara Barbara, te ne sei andata così presto, lasciandoci un vuoto dentro e avendo ancora una vita davanti. L'amica Barbie aveva lasciato gli studi per iniziare a lavorare e dare una mano alla mamma. Affrontavi la vita con grinta e convinzione, senza avere paura di andare incontro alle difficoltà. Sei sempre stata altruista nei confronti di tutti e per questo ci hai insegnato a vedere il mondo con positività, gentilezza e genuinità. Con un nastro viola al polso, il colore preferito di Barbara, le ragazze hanno rivolto un pensiero anche alla madre. La migliore figlia che si potesse desiderare, ha raccontato la donna al vescovo, che ha lanciato un messaggio contro le stragi sulle strade. La morte di Barbara non sia, in questo senso, non sia inutile. Poi, fuori dal Duomo, la cugina con mamma Gabriella hanno liberato in cielo una colomba bianca assieme ai palloncini bianchi e viola.
Servizio di Nicola Marcatto è ora rinchiuso in un carcere, nel carcere di Vicenza, il pregiudicato straniero che aveva sequestrato e picchiato un minorenne. È stato convalidato dal Tribunale di Vicenza l'arresto del tunisino 42enne irregolare in Italia senza fissa dimora che domenica pomeriggio aveva sequestrato e picchiato un ragazzino minorenne all'interno di un capannone abbandonato. L'uomo senza tetto, pregiudicato, già noto alle forze dell'ordine, usava lo stabile in disuso dell'ex consorzio agrario in via Divisione Iulia come dimora abituale. Il ragazzino 14enne, in compagnia di 2 amichetti, forse per gioco, si era introdotto nell'edificio, ma la sua avventura si era trasformata in un vero e proprio incubo. Lo straniero, dopo averlo sorpreso, lo ha trattenuto con la forza, impedendogli di uscire. Il sequestro è durato una ventina di minuti, durante i quali l'adolescente sarebbe stato minacciato di morte e percosso con un bastone che gli ha provocato pesanti lesioni ad una gamba. Mentre i 2 compagni all'esterno dello stabile lanciavano l'allarme al 112, il ragazzino alla fine è riuscito a divincolarsi e a raggiungere l'uscita, proprio mentre era in arrivo una pattuglia della sezione radiomobile. I militari hanno quindi proceduto all'arresto del pregiudicato straniero, che ora dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona e lesioni personali aggravate. E grandi ascolti come sempre ieri sera a Focus, abbiamo parlato di migranti, tanti ospiti, centinaia di sms e di WhatsApp. Sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, e cioè Mario Fabris di Forza Italia. Molto di qua e di là, penso che prima di riportare dentro altra gente da fuori sarebbe utile far lavorare quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza e hanno la possibilità di lavorare. Perché giriamo continuamente in Italia, giriamo sempre attorno ai problemi, non si entra mai nel merito. Per quanto riguarda il discorso degli immigrati, il colpevole ha un nome e un cognome, si chiama Francia. Si chiama Francia con l'appoggio dei guerrafondai d'oltreoceano e degli inglesi. Nel 2011 sono andati a bombardare Gheddafi, con la scusa che era un tiranno, con la scusa di qua. La realtà era che Gheddafi si voleva staccare dal signoraggio del dollaro per quanto riguarda il petrolio, voleva arrangiarsi a vendersi il petrolio suo, vuole coniare una moneta africana in oro e questo è il discorso. Siccome i francesi fa specie continuare il loro signoraggio per 7 stati in Africa, e allora sono andati a tirare il collo, l'hanno destabilizzata la Libia. E adesso dovrebbero loro ristabilizzarla, non lavarsi le mani di tutti gli immigrati e chiudere le frontiere a 20 miglia. E questo era Mario Fabris. C'è stata una giornata di violenza a Mestre ed anche a Venezia. A Mestre è stato picchiato un bengalese, a Venezia un ragazzo è stato inseguito da un gruppo di giovani con tanto di Rottweiler. Vediamo. Un altro pestaggio a Mestre, questa volta non in via Piave ma ai giardini di via Tasso in pieno giorno, una laterale di Corso del Popolo. 5 cittadini di origine africana si sono scagliati contro un giovane bengalese, scaraventandolo a terra e prendendolo a pugni, schiaffi, spintoni. Attirati dalle urla, alcuni residenti hanno immediatamente chiamato il 113, ma quando gli agenti sono giunti sul posto, sia l'aggredito che gli aggressori erano già fuggiti. Ancora sconosciuti dunque i motivi del pestaggio. Chi frequenta questo parco abitualmente però lo definisce tranquillo, anche se da tempo viene considerato tra i più caldi della città, non tanto per l'attività di spaccio quanto come punto di ritrovo per i consumatori. È un parco speciale perché è un'entrata, un'uscita, se entrano, scappano, sono appartati. Ecco, io vengo raramente qua per leggere il giornale, aspetto un mezzogiorno. Ma secondo lei è meglio o peggio dei giardinetti di via Piave? Direi meglio. Le aggressioni nei confronti dei bengalesi sono frequenti, come il caso del 32enne picchiato 2 mesi fa per una sigaretta, e tra i mestrini la preoccupazione è tanta. Con lo spostarsi anche con l'intervento delle forze dell'ordine, molte di queste etnie si sono diffuse in zone che non erano di loro appartenenza. Ecco perché gli scontri, ecco perché gli accoltellamenti. A volte fra di loro ci sono degli accordi per cui se io trovo il cliente, tu che fornisci la droga mi devi dare una percentuale. Le richieste sono sempre le stesse. Senza il coinvolgimento di noi cittadini
delle forze dell'ordine, delle forze sociali del territorio, non si possa risolvere il problema. Prima di tutto bisognerebbe che il sindaco, il prefetto, il questore incontrassero noi cittadini, perché possiamo spiegare le dinamiche, le cose positive fatte dalle forze dell'ordine, ma anche le cose che non funzionano. Per esempio assistiamo a un apparente non coordinamento tra le forze dell'ordine. Ma questi episodi non riguardano solo la terraferma. Sabato notte in campo Santa Margherita a Venezia una ventina di persone con un Rottweiler hanno rincorso un ragazzo gridandogli "ti ammazzo", secondo alcune testimonianze. Lui si è potuto salvare solo trovando riparo in un locale. Ci colleghiamo adesso con Padova. Valentina Visentin, a te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo all'esterno della prefettura di Padova, dove si è appena conclusa un'importante conferenza stampa. È stata annunciata una misura interdittiva a carico di un'azienda che aveva in subappalto un lavoro nel cantiere della pediatria. L'opera della pediatria di Padova è un'opera attesa da anni in città e durante dei controlli che vengono fatti dal tavolo della legalità sulle aziende che hanno in subappalto i lavori è emerso che una di queste aziende che aveva in subappalto opere in cemento armato aveva profondi legami con la cosca calabrese 'ndranghetista del Grande Aracri. Di fatto è stata subito emessa questa misura interdittiva che ha fermato questi lavori. Non si fermerà invece il cantiere della pediatria, che prosegue, ha assicurato il direttore generale dell'azienda ospedaliera, rispettando i cronoprogrammi. Il cantiere della pediatria era stato affidato in appalto i lavori nel marzo del 2022 alla ditta Setten Genesio, totalmente estranea a questa vicenda, ha ribadito il prefetto. Ovviamente quando si tratta di grandi appalti, perché quello della pediatria è un appalto da oltre 46 milioni di euro, spesso alcuni lavori vengono subappaltati e una delle aziende appunto è stata scoperta avere di questi legami con il clan Grande Aracri. L'appalto era di intorno ai 490 mila euro. Il prefetto appunto ha annunciato queste misure interdittive scoperte grazie al lavoro delle forze dell'ordine, della DIA, dei carabinieri, polizia e guardia di finanza. È un tavolo permanente, quello sulla legalità, che sta monitorando tutti i grandi appalti in città, perché come ben sappiamo con il PNRR stanno arrivando tantissimi fondi per le opere pubbliche e sostanzialmente con questa misura interdittiva questa azienda non potrà più lavorare per fare negli appalti pubblici. È un segnale importante quello che è stato dato oggi, ha detto il prefetto, ma anche preoccupante, perché vuol dire che Padova, con questi grandi appalti e con tanti fondi che stanno arrivando al PNRR, fa sempre più gola alle mafie e alle infiltrazioni camorristiche o mafiose come in questo caso. La vigilanza resta alta, il tavolo per la legalità è permanente, ha assicurato il prefetto, e monitorerà tutti i grandi appalti e subappalti che stanno arrivando in città, tra cui, lo ricordiamo perché in città si sta iniziando l'appalto per i lavori del tram, più avanti arriverà anche quello del nuovo ospedale, quindi sono tanti i soldi che graviteranno nei prossimi anni a Padova per le opere pubbliche e ci vuole molta attenzione. Queste sono le prime notizie che abbiamo raccolto e ovviamente maggiori dettagli su questa vicenda nelle nostre edizioni serali dei telegiornali. Grazie Valentina. Più tardi ci collegheremo con Oderzo in provincia di Treviso per la vicenda dell'ex caserma Zanusso, la cui gestione è stata affidata dal prefetto di Treviso alla Eco Officina, che è stata molto nota e molto discussa, che ha cambiato nome. Dovremo avere in linea tra poco Anna De Roberto, ma intanto vediamo, a proposito di violenza nei confronti di medici, di infermieri, cosa ha deciso il questore di Padova, che ha rinforzato il presidio della polizia in ospedale. Vediamo. Aumenta la presenza delle forze dell'ordine all'interno dell'ospedale di Padova per garantire, infatti, la sicurezza dei pazienti, prevenire episodi di furto, proteggere gli stessi sanitari, sempre più vittime di aggressioni nelle corsie. La questura ha deciso così di aumentare la presenza di agenti e di prolungare l'orario di apertura del posto di polizia anche alla sera fino a mezzanotte e in alcuni giorni anche fino al mattino.
con l'obiettivo di evitare la presenza di persone che di notte rimangono all'interno dell'ospedale senza motivo. E poi c'è da proteggere la comunità dei sanitari e la sicurezza dei pazienti. Sarà la divisione anticrimine della questura, da cui dipende il posto di polizia dell'ospedale, a coordinare i servizi di controllo, orientandoli in base alle segnalazioni raccolte. Se necessario, poi, il questore potrà ricorrere a misure come l'avviso orale, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, il DASPO urbano. Servizio di Federico Fusetti, sono aumentati gli arrivi in Veneto di migranti quest'anno, 6.900 rispetto ai 4.000 dell'anno precedente. Ci sono strutture che in questo momento vengono risistemate per accogliere i migranti. Andiamo ad Oderzo da Anna De Roberto per la vicenda dell'ex caserma Zanusso. A te la linea, Anna. Buongiorno direttore, a te i telespettatori. Siamo ad Oderzo, il comune del Trevigiano che questa mattina si è svegliato con questa notizia, una nuova assegnazione per la gestione della caserma ex Zanusso che vedete alle mie spalle. Qui con me c'è Marco De Blasis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle e consigliere comunale qui ad Oderzo. Ed è qui perché, direttore, il Movimento 5 Stelle è stato il partito che più si è battuto per cercare di fare luce su quello che accadeva dietro questi cancelli. Loro sono stati anche con l'ex ministro D'Incà attraverso una richiesta di un'ispezione all'interno dei locali per capire quale poteva essere la gestione. E oggi siamo qui perché appunto la ex Zanusso è passata in gestione ad una nuova cooperativa che di nuovo ha molto poco, perché come accennavi tu fa capo all'ex Eco Officina, che ha semplicemente cambiato nome, si chiama Echene Cooperativa, ma i vertici sono gli stessi. C'è la moglie di Simone Borile, quel Simone Borile che è stato indagato per peculato e che è stato accusato di truffa, indagato per truffa per quanto riguarda la gestione dei profughi nella caserma di Cona del Veneziano. Borile veniva soprannominato cooperativa piglia tutto perché in pochi anni erano riusciti ad ottenere la gestione dei profughi alla Prandina, dei profughi a Cona, e adesso siamo qui ad Oderzo e c'è di nuovo questa cooperativa. È un appalto da circa 2,5 milioni di euro. L'hanno ottenuto facendo ricorso al TAR, erano arrivati terzi in classifica, hanno fatto ricorso, l'hanno vinto, quindi il prefetto ha dato l'annuncio che l'ex Zanusso sarà gestita ancora da una cooperativa che possiamo dire ha un passato piuttosto burrascoso e sul quale ci sono state diverse ombre sulle quali voi avete cercato di fare luce. Sì, a suo tempo abbiamo cercato di fare luce con un'ispezione con l'ex ministro D'Incà a suo tempo e abbiamo sempre cercato di mantenere un occhio vigile su quelle che sono la conduzione di queste persone qui dentro. Ora questo è un buco, noi riteniamo un buco nero di ormai più di 7 anni che gli unici secondo noi responsabili di questa situazione sono le amministrazioni leghiste che hanno fatto quadrato, hanno fatto un muro rispetto alla scelta che noi invece spingevamo, che era quella dello SPRAR o dell'accoglienza diffusa. Quindi questo è un modo come un altro di non occuparsi dell'immigrazione e queste persone che sono a centinaia qui dentro, ora anche grazie all'ultimo decreto dei ministri di Cutro, dove hanno sancito praticamente che non esisteranno più i richiedenti asilo con la protezione speciale, per cui ci ritroveremo oggi altre centinaia di persone qui dentro che da domani saranno di nuovo clandestini, persone che invece la mattina escono, vanno a lavorare nelle nostre imprese e nei nostri campi, però io ritengo che questo sia il nuovo schiavismo moderno, persone che lavorano, che si danno da fare, che cercano di integrarsi, che però stanno qui dentro da 24 ore su 24 sulle spalle poi dei cittadini, perché poi alla fine siamo noi che paghiamo questo. Allora possiamo chiederci se almeno questi soldi vengono spesi in maniera corretta e queste persone, oltre a essere qui a lavorare, possono anche avere la possibilità di essere integrate? Quindi per noi questa è una cosa che assolutamente va controllata e verificata. Ecco, con Nicola Marcato vediamo se riusciamo a farvi vedere, vedete le condizioni in cui versa la struttura, ma vogliamo anche ricordare che qui i profughi sono ospitati all'interno dei tendoni, che sono una sorta di tendoni come quelli da circo, quindi le loro condizioni sono di gran lunga peggiori rispetto a quelle di tanti altri centri migranti. Non nasconde la sua preoccupazione
manifestazione anche il sindaco Scardellato, sindaco leghista del comune, a fronte di questa assegnazione che però Scardellato ha sottolineato essere un'assegnazione che è avvenuta in maniera completamente legale, no? Perché hanno vinto questo bando, però ha promesso che vigilerà per capire attraverso i mezzi che ha come gestirà la cooperativa questa caserma. Immagino che anche voi vorrete vigilare per capire, insomma, che tutto funzioni. Chiederemo adesso ai nostri parlamentari, insomma, competenti di prevedere un'ulteriore ispezione e cercheremo di andare a fondo su questo. Non vogliamo assolutamente che la cosa passi così, insomma, inosservata, ma assolutamente vigileremo su questo e cercheremo di spingere una volta di più le amministrazioni, perché poi alla fine le amministrazioni leghiste sono anche quelle di maggioranza oggi, per cui non possono pensare o scaricare sempre la responsabilità sugli altri. Sono loro che oggi in questo momento possono fare la differenza, che la facciano. Ecco, rimane appunto, direttore, questa nuova gestione della cooperativa, una cooperativa che negli anni, dal 2011, ha cambiato diversi nomi, ma insomma poi i vertici sono sempre gli stessi. Grazie. Io da Oderzo restituisco la linea. Grazie molte ad Anna De Roberto e a Marco De Blasis. Andiamo in pubblicità, poi parleremo ancora di migranti con Antonella Tocchetto, Giuseppe Panna e Claudio Borgia, ospiti nella mezz'ora di approfondimento. Tra pochissimo, state con noi, grazie. Grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, la parte dell'approfondimento. Parliamo ancora una volta dei migranti perché c'è l'allarme degli 007 che parlano di 650.000 persone pronte a salpare dalla Libia, dove ci sarebbero i miliziani della Wagner, cioè filorussi, che farebbero in modo che queste partenze avvenissero e si rivolgessero proprio in particolare verso l'Italia, una ritorsione da parte di Mosca, stando a quanto ha detto, vediamo il titolo qui sul crosetto, i russi della Wagner dietro l'esodo dei migranti e Prigozhin da Mosca lo insulta. Tra l'altro oggi i giornali hanno titolato Ombre russe, che è un titolo che ha fatto, credo, il Gazzettino. Un bel titolo. Saluto gli ospiti di questa puntata. Qui in studio Antonella Tocchetto del Partito Democratico a Treviso. Buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Buongiorno avvocato, candidata alle prossime elezioni amministrative a Treviso. Saluto anche il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Giuseppe Panna. Buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno a lei e tutti i telespettatori. Grazie molte. E il vice sindaco di Montebelluna per Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Buongiorno Borgia. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a tutti, grazie a tutti. Allora, davvero ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, ogni giorno c'è un allarme, c'è la polemica sulle ONG, ci sono stati altri naufragi, in particolare quello di Cutro. Antonella Tocchetto, qui ovviamente c'è preoccupazione in Veneto perché con questa massa di persone che stanno per partire e altre che sono già arrivate si è visto subito che c'è stato un aumento considerevole degli arrivi anche in Veneto, no? E quindi il problema dell'accoglienza delle strutture che non ce ne sono molte di disponibili. Beh, allora, diciamo che la facevano facile quando erano in campagna elettorale, che avrebbero risolto nell'arco di 2 mesi, dopo il 25 settembre, la situazione dei migranti. La situazione invece peggiora tutti i giorni. Credo che non ci sia veramente una soluzione. Tra l'altro, avevo sentito anch'io qualcosa stamattina dai notiziari, però quello che ha detto lei, direttore, che ha fatto vedere anche gli articoli su Crosetto, se l'allarme di Crosetto è vero c'è veramente da preoccuparsi, perché indubbiamente questo continuo esodo sempre più importante significa che la questione internazionale è pesantissima, gravissima, di sicuro non la può risolvere solo l'Italia, ma è anche vero che, come ha detto benissimo la Schlein all'assemblea di domenica alla quale io ero presente, la coscienza sui morti, degli morti ce l'abbiamo tutti e non possiamo permettere che ogni giorno ci siano morti nei nostri mari, perché al di là di quello che è successo a Cutro, anche l'altro ieri ne sono morti di giovani, di bambini, di donne e di dispersi. Io penso che debbano assolutamente
assolutamente, il governo deve assolutamente trovare una soluzione, ma una soluzione che salvaguardia la vita delle persone. Questo è indubbio. Noi comunque nella nostra realtà, al di là di tutto, c'è una situazione di organizzazione di caserme. Abbiamo affrontato periodi burrascosi come questo, la caserma di Dosson in qualche modo era già attrezzata e lo è tuttora. Io penso che nell'ambito della gestione dei migranti, indubbiamente se c'è la necessità di salvaguardare delle vite e queste persone che arrivano poi vengano, come dire, inviate in alcuni territori, penso che la comunità di Treviso, la provincia di Treviso sia in grado di accoglierli. Intendo dire questo, che noi dobbiamo salvaguardare le vite, perché so già cosa diranno gli altri collegati, diranno ecco il solito Partito Democratico che vuole i migranti qui. La questione è molto diversa, molto più seria, molto più complessa, ma riconoscete anche voi due che in questo momento la Meloni non è in grado di gestire e non sa che cosa fare, e ci sono in mezzo delle vite molto importanti per tutti, ma soprattutto ci sono delle persone che sono già morte e non dobbiamo più fare in modo che accadano altri morti, per cui tutti insieme dobbiamo lavorare per aiutare le persone che stanno scappando da situazioni di guerra di ambiente, che vengono nei nostri mari e che purtroppo perdono la vita. Questo non è accettabile. Allora, intanto siamo ovviamente tra due fuochi, la rotta balcanica è quella del naufragio di Cutro, afghani arrivati dalla Turchia, passati davanti alla Grecia, e poi la rotta mediterranea che è quella dei paesi nordafricani. Abbiamo parlato poco fa, Borgia, della caserma ex Zanusso di Oderzo, che è stata affidata nuovamente a Ecofficina, la cosiddetta Coop Pigliatutto, che nel frattempo però ha cambiato nome, ma i vertici sono quelli di sempre. Guardi, sul tema insomma non entro nel merito perché i bandi li fa, immagino, la prefettura, e quindi diciamo che la politica può intervenire molto poco su chi vince o meno un bando per l'ospitalità di questi migranti. Dico una cosa, che al governo siamo da pochi mesi e mi pare che la rotta che è stata intrapresa da parte del governo Meloni è quello di lavorare sulla diplomazia e lavorare soprattutto in Europa con le istituzioni europee al fine di, come dire, redistribuire le quote di migranti, come tra l'altro prevedono gli accordi che sono stati fatti in passato. Ad oggi, come sappiamo tutti, meno del 2% dei migranti che sbarcano in Europa e soprattutto dal Mediterraneo, quindi sulle coste italiane, vengono redistribuiti in Europa, cioè tutti gli Stati membri avrebbero dovuto farsi carico di una quota parte di questi migranti. Così non è ad oggi. Il problema ce l'ha l'Europa, ce l'ha l'Italia, quindi è in capo all'Italia, e soprattutto la gestione anche di questo fenomeno. È ovvio che da soli si fa fatica, si sta lavorando appunto, come dicevo prima, su questo, però ricordo a tutti che non abbiamo la bacchetta magica, per cui in 4 mesi è difficile risolvere il problema dell'immigrazione. Certo è che alcune scelte sono state fatte, si è attivato ovviamente, come dicevo, la via della diplomazia. Allo stesso modo il ministro, tra l'altro, della difesa insieme al ministro degli esteri sta lavorando su tutti tutti gli stati del Nord Africa per cercare di portare a casa degli accordi per evitare che da quelle coste possano partire i barconi, perché purtroppo oggi noi purtroppo, ribadisco, abbiamo visto dei migranti perdere la vita, e gli esseri umani sono per tutti i governi ovviamente fondamentali, per cui è ovvio che quando qualcuno perde la vita, gli stati, a prescindere dal colore politico, subiscono una sconfitta. Però dobbiamo anche chiaramente dire che
noi possiamo lavorare, possiamo intervenire, possiamo soccorrerli, però il tema è alla base, cioè se lavorassimo e se insomma i paesi con cui c'è questo dialogo lavorassero per non far partire i barconi, ci sarebbero insomma meno morti nelle acque del Mediterraneo, lo sappiamo tutti. Ecco, dopodiché ricordo questo è un discorso diverso. Per rispondere alla consigliera Tocchetto, c'è da ricordare che però circa l'88% di coloro che sbarcano in Italia sono migranti economici, il restante 12% che fa tra l'altro richiesta di asilo politico è invece un rifugiato, quindi scappa dalla guerra. 88% migranti economici, 12% asilo politico e quindi rifugiati. Noi dobbiamo dare una mano ovviamente ai rifugiati che scappano dalla guerra. Purtroppo non c'è posto, lo sappiamo, per tutti, tant'è che già oggi per esempio la provincia di Treviso è in forte difficoltà sul tema dell'accoglienza, perché mi pare ci siano 1000 migranti sparsi per tutta la provincia e ad oggi non abbiamo come dire, le strutture per ospitare più migranti. Grazie Borgia. Giuseppe Pani, gli arrivi intanto si sono triplicati nei primi 3 mesi del 2023 rispetto all'anno scorso. Giorgia Meloni oggi ha detto rischiamo l'invasione. È già da un po' di tempo che questa invasione è in corso, direttore, perché poi bisogna che facciamo un po' di passi indietro e ci ricordiamo quante puntate su tutte le TV dove abbiamo parlato di questo problema, e quindi è un problema che è all'ordine del giorno continuo, poi ultimamente è ancora peggio mi sembra, e quindi secondo me bisogna mettere un po' di ordine su tutta questa vicenda, perché come ricordavano i colleghi qui siamo soli, quindi noi siamo soli a combattere questo fenomeno, perché guardi, al di là delle morti in cui noi diciamo sempre bisogna evitarle, soprattutto quelle dei bambini e degli esseri umani in particolare, ma anche quel barcone che è partito da Libia ieri, mi sembra 2 giorni fa, e poi era praticamente nelle acque maltesi, perché diciamo questo qui era nelle acque maltesi, e non mi si venga a dire che doveva andare la nostra guardia costiera a beccarli lì. Allora, o la Malta è in Europa e si prende le proprie responsabilità anche su questi, ma non si possono certo sempre scaricare le responsabilità di queste morti, di quello che succede in tutto il Mediterraneo, sempre su di noi, perché questo è ingiusto da una parte e mi sembra che l'Europa qui, a parte tirar fuori qualche soldo, adesso 500 milioni, ricordo che abbiamo dato 4 miliardi, forse qualcosa di più, a Turchia perché si tenessero fermi gli immigrati lì, eccetera. Questo è il risultato di Cutro, di quanti li hanno tenuti fermi, con un mare poi che era un mare a forza 8, quindi a questo punto o mettiamo ordine, e l'unico che aveva messo ordine un pochettino era Salvini quando è stato il ministro degli interni, perché ricordo che i morti in mare nel Mediterraneo negli ultimi 10-15 anni ci sono sempre stati stretti a migliaia di morti negli ultimi anni. Se io sono andato a vedere i dati, esempio nel 2004, non mi sembra che ci fosse un ministro diverso di quello che c'è oggi, ci sono stati 3.300 morti davanti alle coste del Mediterraneo. Nel 2022 siamo a 2.000 morti. Quando c'era Salvini, ministro degli interni, quando abbiamo fatto il blocco delle ONG, quando abbiamo bloccato le ONG nel 2018-19, i morti sono arrivati a 750. Ci sarà un motivo. Quindi se abbiamo bloccato le ONG e quindi abbiamo detto a tutti quelli che erano sulle coste africane di stare lì fermi e tranquilli, probabilmente le partenze ci sono sempre state, ma molto meno, e ci sono stati molto meno morti. E quindi per mettere ordine su questo sistema bisogna che noi, chiudiamo le frontiere a mare a sud, est, ovest, nelle Alpi, eccetera, e si facciano degli accordi con i governi, oppure con quei territori dove ci sono quelli che hanno veramente problemi, come veniva ricordato, di guerre, di terremoti, di quello che c'è stato,
e si decide di portare qui le famiglie, le persone che hanno bisogno, chi vuole integrarsi, chi vuole mettere i propri figli nelle nostre scuole, chi vuole lavorare nelle nostre aziende. E questi noi abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di quei lazzaroni che partono, che sono quei ragazzotti che poi ci ritroviamo per le nostre piazze, per le nostre stazioni a accoltellare la gente come è venuto a Milano l'altro giorno, o a spacciare droga o a far prostituire le loro donne. Questo è quello che noi diciamo da sempre. Non ce lo fanno fare, perché? Perché vuoi da una parte la Chiesa Cattolica, vuoi da una parte vogliamoci tutti bene, vuoi da una parte adesso l'emozione purtroppo dei morti che ci sono stati, quindi c'è stata un'emozione nazionale e quindi andiamo a prendere su tutti adesso, ma appena tirano su un telefonino in mezzo al mare. Non risolviamo il problema in questa maniera, risolviamo il problema mettendo ordine, facendo degli accordi con gli stati di provenienza e portando qui le persone di cui abbiamo bisogno. Gli altri devono stare a casa loro. Bene. A casa loro. Grazie a Giuseppe Pan. Per ora, Antonio Tocchetto, il centro-sinistra dice le misure, il giro di vite contro gli scafisti, la caccia agli scafisti non serviranno perché gli scafisti sono, un conto sono gli scafisti, un conto sono i trafficanti, no? Gli scafisti sono quelli che portano materialmente la barca verso le nostre coste, i trafficanti restano nell'ombra, continuano ad agire, così diceva ieri anche la Schlein. Sì, certo, perché praticamente l'ultimo anello sono quelli che prendono la barca e vengono qui e sono proprio, è come lo spaccio, no? C'è una forte domanda di spaccio perché la gente va a comprare la droga, purtroppo diciamocelo, anche a Treviso comprano la droga, per cui questo è un mercato floridissimo, così vale per loro, però la colpa è relativamente del piccolo che poi ti dà la dose di eroina o di quello che è comunque gravissimo, che guida il motoscafo e quando vede che la situazione è disperante molla le scialuppe, si salva, perché questo succede, e lascia le persone a morire. Quello è l'anello debole, bisognerebbe prenderli e arrivare ai capogrossi. I capogrossi però stanno raccogliendo un sacco di denaro, questa è la realtà, questo è un vero e serissimo business sulla gente comune che scappa, perché noi parliamo, ci sono quelli che scappano dalle guerre, gli altri sono migranti economici. Allora chiariamo anche questa vicenda qui, che è bene chiarirla e l'ha detto bene anche la Schlein all'ultima assemblea. Cioè il migrante economico non è che quello che dice vabbè, siccome prendo 1.000 euro al mese vado in una realtà dove ne prendo 1.200 o 1.500. No, questi i migranti economici vuol dire che non hanno neanche i soldi per comprare un pezzo di patata da mangiare e hanno un carico di famiglia e di figli molto alto. Non pensiamo che questi, come dire, abbiano la casa con gli affitti, no, queste persone qua vivono in condizioni veramente precarissime, in aree dove c'è la guerra e dove non ci sono le case, quindi questi scappano perché devono salvare la vita loro e quella dei figli. Lo faremo lo farei anch'io e lo farebbe anche Pan, seppur siamo in situazioni molto buone. Quindi noi dobbiamo cercare di bloccare questi organismi internazionali di grande guadagno che portano e traghettano le persone, perché lo scafista che scappa è da sicuramente mettere in galera, ma è l'anello più debole. Quelli grandi ancora non ci siamo arrivati e se continuiamo così non ci arriveremo mai. Allora andiamo in pubblicità, pochi minuti e poi torniamo subito. 6.900 migranti in un anno verso nuove ondate, pubblicità. Ultimissima parte di Focus TG, abbiamo 4 minuti, torniamo da Claudio Borgia sulla questione dei migranti. Cosa potrebbe e dovrebbe fare secondo lei ancora di più il governo rispetto anche all'Europa, che non, per ora ci sarà un altro vertice, ma sempre buone intenzioni, buoni propositi, ma poi in pratica... Guardi,
Direttore, per rispondere anche a quanto detto dalla consigliera Tocchetto. Innanzitutto, il giorno dopo, purtroppo, quello che è accaduto in mare, sappiamo tutti che è stato varato un decreto, il decreto immigrazione. E innanzitutto cosa prevede questo decreto immigrazione? L'inasprimento delle pene per gli scafisti e l'introduzione del nuovo reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, come appunto chiedeva la Tocchetto, l'espulsione e ovviamente i ricorsi, quindi tutte le procedure semplificate per l'esecuzione di decreti di espulsione disposte a seguito di condanna, quindi cercare di diminuire la burocrazia, le nuove modalità di programmazione dei flussi per l'ingresso legale dei lavoratori stranieri, perché anche questo è un altro tema. Il contrasto alle agromafie, perché sappiamo tutti che ad oggi noi possiamo anche far venire i migranti economici, come dice la Tocchetto. Dopodiché, purtroppo, dobbiamo dare un dato. Moltissimi di questi migranti economici finiscono o nelle piazze di spaccio o a caricare pomodori, raccogliere pomodori nel meridione a 0,50 centesimi l'ora, perché è questo. E dopodiché quello che sta facendo e che fa il governo Meloni con il decreto, potenziamento dei centri di rimpatrio e misure per la gestione dei centri di accoglienza, perché ad oggi la situazione era quantomeno difficoltosa, e la protezione speciale. Detto questo, parliamo anche di dati e diamo una risposta, perché è bene dire ma dobbiamo accogliere, dobbiamo cercare di fare di più, fare di più. Allora, diamo due dati molto semplici. In termini assoluti, i paesi con il più alto numero di stranieri presenti nel territorio, nel proprio territorio in Europa sono due: la Germania con 7 milioni e mezzo e l'Italia con 5 milioni. Quindi siamo tra i primissimi ad avere nel nostro territorio stranieri. Quindi siamo un paese accogliente, sì, lo siamo, perché qualcuno ci vuole far apparire come dire, razzisti, burberi, cattivi. Detto questo, però, l'Italia detiene il record perché è il primo paese d'arrivo di rifugiati e migranti in Europa. Come sappiamo, nel solo 2022 ha registrato più di 105.000 rifugiati, stranieri, migrati, perché ovviamente è tutto l'insieme. Bene, questi sono numeri purtroppo da record che dobbiamo fermare, perché siamo già un paese che accoglie, ma non possiamo accogliere migranti economici, perché purtroppo non abbiamo, dicevo prima, oltre alle strutture non abbiamo la forza economica per dare lavoro a tutti, per accogliere indistintamente. Bisogna che l'Europa si assuma la responsabilità di prendere quota parte nel problema. Tutti gli stati membri lo devono fare, ed è su questo, perché sennò andiamo avanti a decreti che speriamo funzionino. Questo ne è l'esempio. Sono sicuro funzionerà, però, come dire, è sempre il solito taccone. Vice Sindaco, la devo interrompere perché abbiamo veramente pochissimi minuti, 2 minuti. Restano Giuseppe Pan, prego. Direttore, cosa mi aspetto io? Io mi aspetto, guardi, che il nostro governo con questo decreto comunque sia l'inizio di una svolta, altrimenti dovremo subire ondate di immigratori da qui all'estate veramente incontenibili. Mi viene in mente così, prima anche leggendo quello che sta facendo l'Inghilterra, visto che il primo ministro, che tra l'altro mi pare sia di origine indiana o da quelle parti lì, e quindi anche lui che penso conosca molto meglio l'immigrazione di noi che siamo qui, che la subiamo, col suo nuovo disegno di legge prevede comunque il blocco dei richiedenti asilo, 28 giorni di detenzione intanto per chi arriva sulla costa e rimpatrio poi a spese di chi arriva lì e rimpatrio nelle proprie nazioni per i migranti economici. E anche in Ruanda, no? Anche il nostro governo, mi aspetto un blocco delle ONG, mi aspetto un blocco di questa immigrazione selvaggia, i rimpatri di chi non deve star qui e soprattutto di quei delinquenti di cui abbiamo le carceri piene, e soprattutto poi si operi con gli stati di appartenenza per avere un'immigrazione qui onesta, buona e che si inserisca nella nostra civiltà e nelle nostre regole. Grazie al capogruppo della Lega in Consiglio regionale Giuseppe Pan. Antonio Tocchetto, proprio una battuta perché siamo in chiusura. Io spero
che nei prossimi giorni comunque si trovi una soluzione e non ci siano più morti. Mi sembra che questo almeno è il primario obiettivo che dobbiamo raggiungere, perché la situazione è veramente terribile ed è inaccettabile proprio come Europa democratica. Poi vedremo insomma che cosa succederà anche per la sistemazione di queste persone, però dico solo che passa nel label, non so come si dice, che appunto c'è la Confindustria che dice comunque facciamo arrivare delle persone, magari le formiamo, anzi le dobbiamo formare perché abbiamo bisogno di manodopera. Non lo dice la Tocchetto, ma lo dice Confindustria e si legge nel label, non so come si dice, fuori dai titoli. C'è il decreto flussi, lo sa meglio di me, consigliere. Sì, certo, ma appunto allora ascoltiamo anche Confindustria che ce lo chiede. Bene, grazie a tutti, davvero Antonella Tocchetto del Partito Democratico a Treviso, grazie a voi. In Consiglio Comunale, grazie. A Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna per Fratelli d'Italia, arrivederci Borgia, a Giuseppe Panna, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, grazie a tutti davvero, a Francesco Cerone, Alberto Pivetta in regia, ci vediamo domani a mezzogiorno, buona giornata.